Audace e Ischia. A 2 giornate dalla fine i biancoazzurri sono obbligati a fare punti per conquistare il secondo posto solitario e staccare la Cauriol. I gialloneri invece non possono perdere. Una sconfitta infatti farebbe perdere il posto ai playoff. Montipalli di Oltrefersina. Gli ospiti devono vincere anche in ottica dell'ultimo turno di campionato, dove si giocheranno il posto ai playoff. A Moena i perginesi però affrontano una squadra che certamente non vuole deludere i propri tifosi. Ortigara Lefra e Roncegno. Si sfidano la prima e l'ultima del campionato. I rossoblù si sono già laureati campioni. Il Roncegno può ancora evitare l'ultima posizione in campionato. Partita dalle 1000 incognite. Tesino Primiero. L'ultimissima chiamata per i playoff per entrambe le formazioni. Servirà un miracolo per combattere per la prima categoria, ma sicuramente l'unico obiettivo questo weekend è la vittoria. Valsugana Cornazzi. I padroni di casa vogliono ottenere una vittoria per concludere un campionato iniziato male ma finito in crescendo. A Scurelle l'obiettivo è vendicarsi dell'ingiusta sconfitta dell'andata.